perfetto, eccoci qua. Uno, due, tre, prova. Prova uno, due. Prova uno, due. Dov'è il cuscino? Che male, non c'è male. Ieri in macchina mi stava venendo. Una presentazione. No, va. Che mi sa che hanno dato molta roba a Bologna, mi ricordavo di una con Moia da Comune avevo cantato a Consulenza di Leso di Miche Rick. Sì. La filosofia di Arco è quella di avvicinare dalla Sardegna alle pratiche, deve essere un momento di istruzione. Qualche anno fa la riforma era una sorta di stazione ferroviaria invece un pezzo della cultura normalmente facciamo partecipare le Me l'ha messo nel gruppo. vogliamo che Sì, mi ha preso il comodo. Abbiamo fatto l'elenco. A me no, non capisco perché sto dico la parola a lei che ci viene Così noi non sono l'unica Se non ci siete tutti ci spostiamo un po' più indietro, ok? Così noi ci spostiamo più qua e magari anche gli altri riescono a sentire. Non era facile raccontare i borghi. Naturalmente abbiamo 370 comuni, 377 comuni in Sardegna. Alcuni sono anche molto simili, hanno più o meno le stesse tradizioni. In realtà poi andando a scoprirli, entrando nelle strade di ciascuno, vi addentrate, ci addentriamo sempre in luoghi abbastanza caratteristici e su questo tema ci siamo mossi per raccontare i borghi all'interno di questa sala, piccola, ma è una sintesi di quello che potrà trovare il turista andando a visitare dalle coste lungo l'interno, dall'interno verso ancora l'interno, che è ovviamente ancora più diciamo, selvaggio, dove appunto si possono trovare situazioni, suggestioni
e evocazioni di tutto ciò che appartiene ancora a ciò che resiste della nostra vita passata, cioè la vita agropastorale per quanto riguarda la Sardegna centrale, la vita diciamo costiera per quanto comunque ci sia. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.